Ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora l'ultima proposta di Eurofollia supera le previsioni anche più nefaste sulla capacità creativa di lor signori, e qui siamo già molto attenti alla capacità creativa di lor signori, ma questa proposta aggiorna il concetto stesso di Eurofollia. Per il momento viene dal think tank Bruegel di stanza Bruxelles, che però non è un think tank qualsiasi, è stato fondato nel 2003 in conseguenza di un'idea lanciata da Francia e Germania, che sfociò in una dichiarazione di intenti comune tra l'allora presidente francese Chirac e l'allora cancelliere Schröder. L'attuale presidente di questo think tank è l'ex presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. Tra i suoi presidenti onorari c'è Mario Monti, quindi non è una realtà secondaria o aliena dall'establishment eurocratico. A leggerne la cronistoria è anzi un appendice dell'establishment eurocratico stesso. Ebbene, l'idea partorita da questi signori è la seguente: tassare i paesi dell'Unione Europea che non spendono abbastanza in difesa e dedicare le entrate così raccattate, o meglio saccheggiate, a spese giudicate di interesse comune dei paesi dell'Unione. Questa è come dire, l'ultimo stadio della follia. Ora, come ben sapete, qui siamo favorevoli a un aumento delle spese per la difesa e la sicurezza nazionali dentro la cornice NATO, che è quello che chiede Donald Trump, ma che hanno chiesto tantissimi presidenti americani prima di lui, perché ha a che fare con uno squilibrio contabile oggettivo dell'Alleanza Atlantica, ed è nostro interesse nazionale contribuire all'Alleanza Atlantica, mentre siamo ultra contrari al riarmo europeo, che è a tutti gli effetti, appunto, guarda caso, un riarmo franco-tedesco funzionale a interessi imperiali e o geoeconomici franco-tedeschi. Ma messa questa premessa, questa proposta fa un ulteriore salto di qualità, perché parte innanzitutto da un assunto molto discutibile, per cui dicono questo think tank dice: i 27 paesi UE partecipano in modo differente alla spesa di difesa comune che al momento, grazie a Dio, non esiste in quanto, come dire, formalizzata fuori dalla NATO, ma in realtà ne beneficiano tutti ugualmente. No, beneficiano tutti ugualmente dell'ombrello NATO, quindi oggi dell'ombrello americano, usciamo dalle ipocrisie di Bruxelles, ma questo è il ragionamento di lor signori. E allora qual è il punto? Coloro che, a giudizio evidentemente di qualche eurocrate, non implementano aumenti sufficienti delle spese per la difesa nei prossimi anni, saranno soggetti a un contributo per carenza di spesa in difesa, da destinare ad altri obiettivi di interesse comune o presunto tale, tra cui la transizione verde e il piano di ripresa post-pandemico Next Generation EU. E entrano poi nel dettaglio, perché l'articolano come segue. La proposta prevede di stabilire un parametro di riferimento che può essere la media della spesa per difesa dei paesi UE, oppure un valore fisso, ad esempio il 2% del PIL. I paesi sotto tale soglia dovrebbero pagare questo contributo alla difesa collettiva, cioè a tutti gli effetti una nuova ennesima tassa iperdirigista imposta da Bruxelles in barba a qualunque sovranità nazionale. Se c'è una decisione per eccellenza che scomoda la sovranità nazionale è che politica di difesa fare. Se gli stati non fanno politiche di difesa che piacciono a Bruxelles, questa è la proposta di uno dei think tank più incistati nel sistema di Bruxelles: devono pagare una tassa. Capite che siamo di fronte a una proposta che riassume tutte le storture eurocratiche.
il dirigismo, il livellamento rispetto a 27 paesi diversissimi, con esigenze di difesa anche diversissime, il chiaro tentativo di portare acqua al mulino del riarmo europeo, che ripetiamo non fa gli interessi dei popoli europei, ma di qualche paese, nella fattispecie due, delle loro velleità imperiali e delle loro industrie abbattute, per esempio, dalla follia del Green Deal. Ebbene, questo think tank coagula tutta questa ottica folle e partorisce la proposta: una nuova tassa europea per chi, a detta loro, non spende abbastanza in difesa. Capite che è questo la direzione, sono queste le parole d'ordine che circolano nei salotti che contano a Bruxelles, e noi speriamo francamente che contino sempre meno. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio